a Noi Chiesa. Quest'oggi la Chiesa ha celebrato una giornata di digiuno e di preghiera per la pace, così come chiesto espressamente da Papa Leone XIV al termine dell'udienza generale di mercoledì scorso. Una giornata per chiedere alla Vergine Maria di intercedere perché i conflitti possano cessare. Monsignor De Vasini ha chiesto alla nostra diocesi di aderire. Ci sono state diverse iniziative in molte comunità parrocchiali del nostro territorio. Vatican News ha raggiunto il cardinale Pierbattista Pizzaballa. Innanzitutto siamo grati di questa attenzione al tema della pace sul quale il Papa è ritornato molto spesso, diciamo quasi sempre, che è un tema molto delicato per noi, molto sentito. Non è la prima volta che ci impegniamo a fare giornate di preghiera e di digiuno, anche nel passato sono state fatte. È l'unica cosa che in questo momento possiamo fare, pregare, digiunare per mantenere l'attenzione rivolta a Dio, che è l'unica cosa che in questo momento possiamo fare perché cambia il cuore degli uomini. Questa quindi, Eminenza, è la forza della preghiera che si alzerà dalla Chiesa di Terra Santa? Sì, non dobbiamo pensare alla preghiera come a una formula magica che risolve i problemi, non funzionerà così, creerà solo frustrazione se uno si approccia alla preghiera in quel modo. La preghiera serve per cambiare il cuore, il nostro cuore innanzitutto, e perché sia sempre aperto e disponibile a quello che questa guerra e la mancanza di pace provoca, cioè odio, rifiuto dell'altro. Ecco, il nostro cuore invece deve rimanere sempre aperto alla fiducia, al desiderio di fare il bene, di costruire il bene, e questa è la forza della preghiera, soprattutto qui in Terra Santa, dove riconoscere l'altro è quasi impossibile in questo momento. Quindi vuol dire che c'è un margine affinché questa preghiera e anche il digiuno abbiano una forza anche in un luogo devastato da morte, da violenza, dove sembra che la parola pace non trovi più terreno. Non trova terreno nelle istituzioni, non trova terreno nelle grandi organizzazioni, siano esse politiche, ahimè anche religiose, ma trova terreno tra tante persone, movimenti, gruppi, associazioni, persone singole che non accettano questa deriva. Ecco, la preghiera serve anche per creare questo legame con tutte queste persone di tutte le fedi che nonostante tutto vogliono ancora però credere che il cuore dell'uomo anche in Terra Santa può cambiare. Vorrei citare le sue parole di qualche tempo fa, di non molte settimane fa. Lei disse: Cristo non è assente da Gaza. Questa preghiera, questa giornata, No, darà ancora più Cristo non è forza. assente. Conoscendo la comunità di Gaza posso dire che la loro forza viene proprio dalla preghiera, la forza a resistere dentro quella situazione terribile. Siamo alla vigilia di non sappiamo cosa accadrà con questa occupazione che è iniziata, cosa accadrà a noi, ai nostri vicini, a tutti. Ecco, ma la loro forza di resistere, di cercare di aiutare tutti nonostante tutto, di portare il cibo, di distribuire le medicine, viene proprio dalla preghiera e dal loro stare insieme, che solo la preghiera può dare. Lei che timori ha, Eminenza? Beh, diciamo che siamo preoccupati, non possiamo non esserlo per quello che può accadere. E le informazioni che noi riceviamo dal territorio sono confuse. Non abbiamo ricevuto diretto ordine di evacuazione, però i combattimenti si avvicinano sempre di più alla nostra zona. Le zone limitrofe alle nostre sono state evacuate, quindi siamo lì in attesa di capire cosa fare, ecco. E la pace si costruisce anche attraverso la missione. 4 ragazze e ragazzi del territorio del Tigullio sono partiti martedì scorso alla volta di Cuba.
Trascorreranno alcune settimane, 3 settimane per la precisione, con Don Claudio Arata, sacerdote fidei donum della diocesi di Chiavari, che porta avanti in questi anni la missione interdiocesana che ha visto succedersi sacerdoti dalla diocesi di Chiavari, Genova e Savona, missione che quest'anno compie 20 anni. I 4 ragazzi nel loro periodo di permanenza aiuteranno i bambini che partecipano alla Escuelita de Verano, ossia al centro estivo, e collaboreranno con i volontari delle mense dei poveri. Mi sono portata a casa tante persone che non avendo niente, sono riuscita a focalizzare quale sia la cosa veramente importante, cioè dove stia davvero la felicità. Chi torna da un periodo di missione a Cuba è sempre un po' cambiato, lo si vede bene restando in Liguria. Chi torna porta con sé il calore di un'accoglienza poverissima ma di cuore, la costanza nella frequenza alle celebrazioni, la fedeltà nel servizio agli altri, pur non possedendo nulla. Sono persone che magari non hanno niente, ma arriva Padre Claudio, c'è una celebrazione e si preparano come se stessero anche per sposarsi quasi, per la massima celebrazione, anche se è una cosa molto breve, mezz'ora. I ragazzi per vedere l'Escuelita di Verano, per venire all'Escuelita dove poi giocano, fanno merenda e si agghindano, si mettono il vestito più bello e tanti piccoli dettagli nei quali si vede che hanno visto davvero quello che interessa. Flavia Momi è laureata da poco in biologia, torna a Cuba per il 2° anno per un periodo di missione che la diocesi propone a ragazze e ragazzi. Con lei partono il seminarista Andrea Strada, l'infermiere Samuele Corso e Noemi Trifonio che lavora come commessa. Essendo la 3ª volta nella mia vita in cui mi capita la possibilità di partire per una missione umanitaria, comunque avevo il desiderio, era la volta buona per farlo veramente. E da qui ho sentito, tramite un'amica, Maria Grazia, ho sentito Don Maurizio e mi è venuto naturale dire di sì. Quello che farai non sarà magari troppo specifico del tuo mestiere, perché il servizio a cui sarete chiamati è piuttosto vario. Esatto, è più legato sicuramente a un aspetto di spiritualità e comunque di aiuto, però effettivamente poi io da infermiere ho il compito di aiutare gli altri, quindi c'è un punto di incontro tra le due cose. Qualche anno fa è arrivata dalla chiesa di San Salvatore la bambina di Lilianette, che si chiama Lilianette, e abbiamo fatto amicizia, poi era lì nuova, quindi non sapeva neanche come ambientarsi e mi sono divertita a conoscerla e poi ho scoperto che c'era questa missione dove anche Don Mauri scendeva, eccetera. E allora ho sempre pensato di voler partecipare e partire anche io, così da poter fare qualcosa di buono e aiutare gli altri. Cosa ti aspetti? Non lo so, in realtà è più un problema terra-terra che banalmente è la barriera linguistica, a cui andrò incontro, però in realtà tutto sommato sono tranquillo di fronte a questo. Ti ripeto, col fatto che l'ho pensato più volte è come finalmente dire ok, lo faccio. Quindi sono sereno di affrontarlo, sinceramente. Che cosa sai dell'impegno che ti sarà richiesto? In realtà nulla, però secondo me è quella la parte più bella. Ho fatto per anni gli scout, quindi comunque nel mondo dei giochi con i bimbi ci riesci a stare. Ho provato col Don Mauri a fare l'animatrice durante un campo estivo, quindi qualcosa si può aiutare in lì. Poi vabbè, c'era mio nonno malato, quindi magari che aiutando, anche stando solo accanto alla persona, può essere d'aiuto e di conforto, quindi un po' tutto e niente alla fine. Parli spagnolo? Pochito! Hai una paura rispetto a questo viaggio? C'è qualcosa che ti spaventa? In realtà no, cioè vabbè, oltre ai ragni però, oltre a quello ti direi no, perché intanto è tutta un'esperienza che come va, ogni viaggio è sempre diverso, quindi magari io mi faccio tante aspettative alte, poi magari arrivo lì che sono leggermente delusa, ma poi la voglia del momento ti spinge a farne ancora e continuare a provarci e quindi alla fine l'aspettativa poi rimane sempre alta e quello che speravo. Con quale desiderio parti? Ma sicuramente mi aspetto di incontrare molte persone, di conoscere un po' di storie, di vita ovviamente, e quindi sicuramente questo, anche perché ne ho sempre sentito parlare, quindi sono 6 anni che sono in seminario e questa viene raccontata appunto come un'esperienza
che è un'opportunità anche per tornare a casa avendo nel cuore volti nuovi. Quindi insomma non tanto qualcosa che devi fare come un impegno di formazione, ma proprio quasi un tuo desiderio. Sì, viene proposto nel percorso di seminario come un'occasione anche per imparare qualcosa, forse non proprio qualcosa di pratico, però qualcosa di più profondo, però poi risponde anche un po' forse a un desiderio personale, quello di mettersi un po' in gioco, ma allo stesso tempo anche un po' legato un po' al proprio cammino di vita, quindi alla possibilità di allargare un po' i propri orizzonti e quindi appunto forse anche allargare un po' il proprio orizzonte di fede. Fra una settimana li raggiungerà Don Maurizio Prandi. Resteranno a Cuba fino al 9 settembre. Faranno giocare i bambini al centro estivo, l'Escuelita de Verano, e poi aiuteranno nel servizio nelle mense dei poveri. A Santo Domingo, che è la parrocchia custodita più dalla diocesi di Genova, c'è una grande mensa dei poveri dove 120-130 persone ogni giorno vanno a mangiare, e quindi come l'anno scorso i ragazzi vivranno l'aiuto nella preparazione del cibo, ma anche nella consegna del cibo casa per casa, perché tanti non si possono muovere. La stessa cosa a Cascajal, che fa parte della parrocchia di Manacas, quella affidata a Don Claudio e alla diocesi di Chiavari in modo particolare. E poi questa Escuelita di Verano tutte le mattine con quasi un centinaio di bimbi che vengono da tutte le parti della parrocchia, e poi quelle iniziative che uno dice: ma cosa ci riporti a fare al mare? Poverini, non possono mai andare al mare, siamo nel centro di Cuba, non c'è la possibilità di muoversi, l'unica possibilità di vivere una giornata al mare è la parrocchia, le persone che ci aiutano anche in questo, e loro parteciperanno sia con i giovani che con i bambini e le famiglie a queste giornate. Portano con sé tanti aiuti, tantissime medicine. Permettetemi di ringraziare in modo particolare le parrocchie di Santa Margherita e il gruppo Fatto a Mano con Amore, e io aggiungo per amore anche, e non soltanto, persone che ci stanno aiutando e sostenendo, e anche la parrocchia di Santi Gervasio Protasio, dove abbiamo vissuto un sabato e una domenica missionaria per la missione di Cuba. Sono partite 2 ragazze che tornano in questi giorni, e davvero il sostegno per l'acquisto delle medicine è stato fondamentale. Poi portiamo tante altre cose per i bambini, vestiti, giochini, cose che a noi magari sembra poca cosa, però là sono fondamentali. Pensate che spesso i bimbi si vergognano ad entrare in chiesa per partecipare alla messa perché magari non hanno nemmeno un paio di infradito e non vogliono entrare scalzi. Nel ventennale della missione interdiocesana, che è nel mese missionario, vedrà il vescovo Arturo qui in diocesi. Esattamente, a ottobre sono 20 anni dall'inizio della missione interdiocesana a Cuba, prima con Genova, poi c'è stato un periodo di tempo anche con Savona, con Don Michele, e dal 13 al 19-20 di ottobre sarà con noi il vescovo di Santa Clara. Mi pare di poter dire con quasi certezza che il 16 di ottobre, giovedì, farà un incontro nel salone parrocchiale di Maria Madre della Chiesa con tutte le persone che vorranno partecipare. Sarà un momento molto importante perché nella prima settimana si celebra, il giubileo dei migranti e delle missioni, lo faremo insieme. Poi vivremo questo momento con il vescovo Arturo, che andrà oltre che a Chiavari anche a Savona e anche a Genova. Ora veniamo nel nostro territorio e andiamo in particolare a Santo Stefano d'Aveto, dove la comunità parrocchiale ha celebrato la festa della Madonna di Guadalupe, patrona del paese e della valle. Una devozione antica, forte e soprattutto molto profonda. Teleradio Pace ha trasmesso in diretta la Santa Messa del mattino, una esperienza che proseguirà anche domenica prossima in occasione della memoria liturgica di San Bartolomeo, quando Teleradio Pace accenderà le sue telecamere nella parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante. Domenica la Santa Messa al canale 12 sarà trasmessa a partire dalle 11:15. Ma ora torniamo a Santo Stefano d'Aveto.
Nel 1802 Antonio Domenico Rossi, classe 1788, studente di giurisprudenza dai Gesuiti di Piacenza, torna a casa a Santo Stefano d'Aveto per un periodo di riposo e porta con sé una immagine della Madonna di Guadalupe. La venerazione per la Vergine sotto questo titolo era arrivata in Italia un paio di secoli prima grazie appunto ai Gesuiti. L'immagine è custodita ancora oggi nella canonica della parrocchia di Santo Stefano. Rappresentava la Madonna di Guadalupe e chiede al parroco, tornando qui per l'estate, di poterlo lasciare in chiesa alla devozione privata. Fatto sta che il popolo di Santo Stefano se ne è immediatamente innamorato e l'anno dopo era la festa più importante della parrocchia. L'anno dopo. Allora poi dopo hanno iniziato tutte le varie pratiche, è diventata la patrona di Santo Stefano, di tutta la valle e poi adesso è ancora uno dei punti fondamentali di identità di questo popolo e noi riconosciamo che i benefici ci sono, non è che diventiamo tutti bravi, tutti buoni, però un po' meno cattivi sì. La prima celebrazione della Madonna di Guadalupe viene fissata il 22 settembre del 1805, ma la crescente devozione impone la scelta per una data nel cuore dell'estate e nel 1806 Pio VII concede di fissare la festa la prima domenica dopo San Rocco. Quest'anno è il 220° anno che si festeggia la Madonna di Guadalupe. Nel 1804 è stata fatta la prima festa il 12 dicembre, il giorno dell'apparizione, e dal 1805 è stata istituita la prima festa estiva il 22 settembre. Poi con bolla papale di Pio VII è stata istituita la festa patronale della Nostra Signora di Guadalupe la prima domenica dopo San Rocco. E combinazione nel 1806, quindi piena era napoleonica, era il 17 di agosto come quest'anno. Qui veramente le persone si ritrovano? Si ritrovano perché inizialmente è stata la festa di tutta la Val d'Aveto, perché è stata dagli anziani dell'Aveto, di tutta la Val d'Aveto, compresi i comuni di Esualia, è stata nominata patrona della Val d'Aveto. Tant'è vero che poi è stata messa la statua sul Maggiorasca anche, che guarda tutta la valle. Intorno alla devozione per la Madonna di Guadalupe è cresciuta una comunità che oggi è composta da persone che vivono stabilmente nel paese, forti di un'affezione e di una identità precise, da famiglie originarie di Santo Stefano che per ragioni di lavoro vivono altrove ma tornano appena è possibile, ma anche da chi ha iniziato a frequentare questi luoghi da bambino e torna ogni anno con una fedeltà cementata dall'affetto. Veniamo sempre da generazioni. Mio nonno aveva il posto prenotato in chiesa, mio nonno e suo fratello guai se gli occupavano il posto. Non poteva succedere perché arrivavano sempre prima dell'inizio della messa, quindi. E poi mio papà e i suoi fratelli, io e mio fratello continuiamo un po' da generazioni a frequentare la chiesa, sì. E poi ci si ritrova, ma proprio questa devozione per la Madonna di Guadalupe è sentitissima. Sì, molto sentita, davvero, ancora molto sentita. Quest'anno si lamentano perché è troppo presto, ma è il momento giusto, è il giorno giusto, perché è sempre stata la prima domenica dopo San Rocco, ieri era San Rocco, è la prima domenica e oggi. Dicono, ma è troppo presto quest'anno, dovevamo farla più tardi. No, dovevamo farla il giorno che è giusto che sia fatta. E oramai siamo molto affezionati a questo paese che ci ha accolto e quindi ci sentiamo in questo giorno particolare maggiormente accolti, perché la Madonna, alla quale sono molto devoti i parrocchiani e gli abitanti di Santo Stefano, fa parte ormai della nostra vita. Sì, e devo dire che si avverte proprio, no? Il desiderio di esserci e di onorare la Madonna. Sì, particolarmente, un po' tutto l'anno, poi in questi giorni si esalta maggiormente. Poi c'è chi torna più raramente, molto più raramente, ogni 7-8 anni, perché torna dal Sud America, come Mario Cella, 86 anni, originario di Santo Stefano, partito per il Brasile l'11 febbraio del 1965. Da 60 anni Mario vive a San Luis del Maranhão, nord-est del Brasile. Ha insegnato all'università metodologia e logica scientifica. Oggi si dedica al giornale della diocesi ed è volontario del centro Obras Sociais, dove è sepolto uno dei fondatori, frate Antonio Sinibaldi. La chiamano Ilhinha, cioè piccola isola, perché era un alagados, erano le palafitte, cioè c'era acqua. Poi piano piano hanno messo la terra e adesso ci sono fatte le loro casette. In questa opera sociale
c'è un altare con la Madonna di Guadalupe, che non l'ho messa io, l'ho trovata. Allora io mi sono affezionata ancora di più a questa opera sociale che abbiamo il dopo scuola. Al mattino i ragazzini devono studiare, al pomeriggio frequentano l'opera sociale e quelli che frequentano al pomeriggio, al mattino frequentano là. Quindi è un dopo scuola con istruzione educativa, religiosa. Al giovedì faccio la pasta asciutta con sugo bolognese, compro 5-6 kg di carne, 10-15 kg di pomodori e poi faccio il sugo per 180 bambini. Parlare con le persone che vivono il paese e la sua comunità significa scoprire che la devozione per la Madonna di Guadalupe non è qualcosa che si trasmette solo per tradizione, ma è una forma di fiducia filiale che cresce negli anni e diventa parte dell'identità stessa di chi la vive. Ho avuto diversi riscontri positivi, diciamo, e quindi è una cosa a cui tengo molto. È una cosa che torna nelle testimonianze, come questa devozione che si scopre nel tempo. Sì, tra l'altro io adesso la faccio ridere dicendo che quando sono venuta qua non sapevo neanche della conoscenza di tutte queste Madonne, perché io frequentavo la mia parrocchia a Monza, ma non c'era tutta questa devozione per una Madonna, per l'altra, e quindi in realtà è stata proprio una scoperta qua per me completamente, e poi mi sono veramente tanto affezionata anche nei momenti bui che capitano a tutti nel corso della vita. Ho trovato tanto aiuto e tanto conforto in lei. Anche nei giorni prima della festa vedete persone che vengono in chiesa? Sì, questo sempre, ma anche tutto l'anno, perché noi frequentiamo tutto l'anno, anche nei giorni più tranquilli, dove non c'è turismo, dove ci sono soltanto gli abitanti, c'è molta devozione verso questa figura, che se ne capisce poi il significato vivendoci, perché le persone l'hanno proprio dentro di loro. E qui in montagna si ha molto tempo di pensare, si è verso l'alto e quindi si pensa molto di più, si ha più tempo e le cose si ragionano e si vanno a valutare proprio nel profondo, proprio anche nel nostro animo, non soltanto all'esterno per quelle che sono. Noi veniamo da Portofino, quindi lì c'è tutto un altro mondo ed è più difficile pensare, non si ha il tempo. Qui invece si ha più tempo e anche parlando con le persone si sente questa aria di dolcezza, di meno velocità, e la lentezza ti dà il tempo anche di pensare e di approfondire il senso della vita tua, di quella degli altri e di tutto. Fra l'altro devo sottolineare che oggi particolarmente si è sentito nell'omelia del parroco Don Emilio proprio il senso della vita, di quello che deve essere la protezione verso il prossimo e verso noi stessi. Proprio parlando dell'interesse, ha parlato molto dell'interesse, non dell'interesse oggettivo verso le cose futili, verso l'interesse delle cose più elevate. Anche il coro parrocchiale ha varie anime, amalgamate fra loro dalla fedeltà al servizio. Innanzitutto, in occasione di qualche festa particolare, facciamo delle prove, sperando di esserci sempre tutti, perché non abitiamo tutti a Santo Stefano. Per esempio abbiamo fatto una prova stamattina alle 10 per la messa delle 11. In genere animiamo le messe. E quindi insomma è tutto un po' lasciato ai social, ahimè, perché abbiamo il nostro gruppo su WhatsApp, quindi mettiamo i pezzi nuovi, i pezzi che comunque chi è lontano impara, e ci ritroviamo qua col nostro Don, che veramente ci accoglie sempre molto generosamente. Però vede, questo è un modo per tenersi comunque in esercizio e in allenamento anche quando si vive a distanza, no? Assolutamente sì, e comunque rimane sempre il desiderio di ritornare, perché la mia mamma è avetana, quindi il desiderio di esserci c'è sempre, soprattutto in queste feste che noi sentiamo molto. Il repertorio l'avete scelto proprio specifico per la festa della Madonna di Guadalupe? Alcuni canti sì, sono stati scritti e musicati proprio per la Madonna di Guadalupe, sì.
Per esempio quale? La Guadalupana e Madonna di Guadalupe. Io sono di Monza e mi sono sposata qua in Val d'Avito. Io vivo ad Allegrezze e lavoro ad Allegrezze. Abbiamo un'azienda agricola, faccio il formaggio e poi ho cominciato a suonare la chitarra 20 anni fa circa qui nel coro di Santo Stefano e quindi poi mi sono un po' presa questo impegno di fare il mio piccolo servizio, di suonare la chitarra qua per questo motivo. È un gran coro, voglio dire, per essere persone che non vivono stabilmente a Santo Stefano vuol dire che comunque la sintonia c'è. Ecco. Sì, perché poi comunque anche chi viene durante l'estate, villeggianti cosiddetti o comunque originari di qua, cerchiamo sempre di accoglierli, ognuno riesce magari a dare il meglio di sé, perché poi alla fine è questo l'importante, no? E poi Don Eraldo, che era il prete che è stato qua tanti anni, di cui abbiamo cantato poi il canto prima in chiesa durante la funzione, ci diceva sempre che l'importante è cantare con il cuore e un po' l'abbiamo fatto nostro, cioè poi vabbè certo che cerchiamo di provare le seconde voci, di impegnarci, però l'importante è cantare col cuore, è la cosa più bella, no? È molto sentita come festa, sì, io quando venivo a messa sentivo loro cantare, siccome ho cantato anche giù a Portofino, poi anche a Santa Margherita in un coro che ero a San Giacomo, cantavo con loro, poi ho chiesto se mi accettavano, loro mi hanno detto di sì, sono stati gentilissimi. E quindi quando sono qua vengo a cantare con loro. È proprio questa caratteristica di questa comunità che è molto bella. Sì, veramente. Sono persone molto sensibili, ecco, e ci hanno accolto molto bene. Ormai conosciamo tutti a Santo Stefano. Una comunità piccola, ma meno di quanto si pensi, fedele alla sua storia, fedele alle sue tradizioni, fedele in fondo alla propria identità. D'inverno siamo in pochi ormai. D'estate, soprattutto in questi giorni, c'è tantissima gente, tantissimo da correre, tantissimo da fare. C'è il tempo tanto per meditare come per lavorare, quindi e poi sono posti magnifici. È vero che la Liguria vive un po', la Liguria conoscono quasi tutti il mare, però la montagna, questa parte delle montagne della Liguria è particolare. Sì. Il senso della comunità si sente? Sì, molto. Indubbiamente, ma poi anche quelli che vivono lontano hanno tutti dei legami e non solo, e anche quelli che non sono originari di qui e che magari hanno iniziato a venire d'estate ci sono affezionati perché, ripeto, il posto è un bel posto e poi comunque, ripeto, anche la devozione alla Madonna fa tanto, richiama tanto, sì. La vita ordinaria di questa comunità, avete il catechismo, voglio dire, normalmente sacramenti. Mi sembra di aver letto sul giornalino parrocchiale che quest'anno avete celebrato sia comunioni che cresime, quindi voglio dire ci sono ancora delle famiglie che frequentano e che vivono qua. Sì, ci sono ancora, sempre meno, però adesso la cosa a me, dal mio punto di vista, che sono pochi anni che sono qui, mi sembra abbastanza frenato l'esodo che c'è stato, famiglie non sono tante. Per dire, appunto, c'erano 3 cresime ma su 2 anni, seconda e terza media. E comunque sì, facciamo quello che dobbiamo fare e poi cerchiamo di stare insieme che è la cosa più importante, la testimonianza più importante che possiamo fare, senza metterci troppo le dita negli occhi. Negli ultimi giorni moltissime comunità del nostro territorio hanno celebrato la solennità patronale. In diverse località infatti è forte e radicata la devozione nei confronti dell'Assunta. Iniziamo dalla parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo, che ha colto l'occasione della festa patronale per celebrare, come sempre, anche la festa che raduna tantissime persone intorno ai tavoli per momenti conviviali e di solidarietà. E ha colto l'occasione anche per presentare un libro scritto da una storica parrocchiana e membro del Comitato Festeggiamenti Santa Maria che racconta la storia e la vita concreta di questa comunità parrocchiale. Una comunità in festa per onorare Maria. La parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo torna a celebrare la festa patronale dell'Assunta con 4 giornate dedicate alla vita comunitaria. Questa nostra realtà si ritrova insieme per onorare Maria attraverso le celebrazioni
e poi attraverso le feste che i comitati organizzano, sia quello parrocchiale sia il convento fuochi. Sono giornate molto ricche, molto intense, dove tantissime persone si coinvolgono nel servizio per rendere belli e piacevoli questi giorni, attraverso la gastronomia e poi la musica, il ballo e altre cose che vengono proposte, gli spettacoli pirotecnici il giorno 15, dopo la processione. Ad animare la festa è il Comitato Festeggiamenti Santa Maria, che ha proposto anche la sagra dell'Asado con altre specialità, posizionate in stand nei pressi della chiesa parrocchiale nella giornata del 15 agosto. Non è mancato l'accompagnamento musicale per tutte le serate e una sottoscrizione a premi, il cui ricavato è stato interamente devoluto per il sostegno delle opere parrocchiali. Momenti preziosi che uniscono tutta la comunità, dai ragazzi agli anziani. Ad essere presente e a presiedere la Santa Messa celebrata alla vigilia di Ferragosto il vescovo diocesano Giampio De Vasini. Era il 1° novembre del 1950 quando Papa Pio XII definì essere verità di fede che l'Immacolata Sempre Vergine Maria, Madre di Dio, terminato il corso della sua esistenza terrena, fu assunta alla gloria del cielo. Il Vescovo ha ricordato la gioia di seguire Maria e di essere testimoni. Sì, sicuramente questo penso che sia un aspetto decisivo oggi per la Chiesa, cristiani contenti, entusiasti di avere incontrato Gesù, ma anche capaci di volersi bene e stimarsi a vicenda, cosa sempre non facile. Però penso che sia la porta che possa permettere a chi ci guarda ancora un po' magari con diffidenza o sta lontano di potersi avvicinare, perché quando si trova un'umanità aperta tutto diventa più interessante e magari nascono anche domande per poter approfondire, voler conoscere e quindi si possono aprire percorsi di fede interessanti. Ecco, in questa direzione anche l'attività di volontariato, come si diceva, può favorire, no? Anche le giornate delle sagre, dello stare insieme, abbiamo visto anche tantissimi giovani coinvolti. Sì, sicuramente questi momenti sono preziosi perché uniscono e quindi si trovano tanti ragazzi, dai bambini ai ragazzi adolescenti, ai giovani e agli anziani che insieme collaborano per rendere bella la festa. Per esempio questa sera a servire saranno circa 80 persone, di cui tantissimi sono i ragazzi e poi tante persone in cucina che anche lì in modo molto preciso, ognuno ha il suo compito, lavorano per preparare appunto la gastronomia. Questa mattina per esempio alle 6 le donne erano già in cucina a preparare le melanzane ripiene e tanto altro. Durante i festeggiamenti è stato inoltre presentato il libro della parrocchiana Adriana Campodonico, Giallo a Santa Maria. È stata un'occasione preziosa questo libro per raccogliere un po' la storia di tutti questi anni, più di 30 anni, che questo comitato ha scritto con le opere e con la vita. E quindi avere una persona che si è fermata a riflettere, a mettere nero su bianco, penso che sia importante perché poi passando il tempo e gli anni uno dice ma queste cose come sono nate, come sono state fatte e quindi avere una radice da dove è partito penso che sia una cosa bella da custodire. Sono passati tanti anni da quando è iniziato nel bosco della chiesa una piccola sagra che nel tempo è cresciuta fino a diventare una sagra conosciuta, vista, frequentata da tantissime persone in un'area meravigliosa dietro alla chiesa che è stata costruita, aggiustata dai volontari. Il titolo è Giallo a Santa Maria ... ma è il giallo della maglia? È il giallo della maglia, però racconta anche di un mistero che c'è stato a Santa Maria nel 2010. E cioè, questo mistero è stato che purtroppo c'è stato l'incendio della chiesa e chi ha dato l'annuncio di questo incendio sono state improvvisamente le campane a morto. E poi questo incendio che si è sviluppato, che ha provocato tantissimi danni, non si sa per quale motivo sia scoppiato. Dicevano che forse era un cortocircuito, in realtà gli elettricisti hanno detto che avevano appena costruito l'impianto e quindi assolutamente non era partito da lì. Quindi il mistero. E poi siamo alle maglie gialle, la carica delle 80 maglie gialle.
Da sempre presidente comitato di Santa Maria, festeggiamenti. Abbiamo sempre cominciato, come giustamente diceva Adriana, nel lontano 93, poi siamo cresciuti, il comitato ufficialmente è nato nel 2007 mi sembra, e quindi portiamo avanti questa tradizione. Dobbiamo ringraziare Adriana che ha fatto un libro, giusto ricordo delle varie tappe che abbiamo fatto nel percorso e dei vari lavori che sono stati fatti, perché tutto il lavoro, noi praticamente è un lavoro parrocchiale, lavoriamo praticamente per la parrocchia e per tante associazioni di beneficenza che abbiamo fatto, Gaslini e altre associazioni, quindi ultimamente abbiamo un bel gruppo di giovani che speriamo siano il futuro di questa associazione che possa dare un contributo nel tempo. Voi siete giovani e portate avanti, cercate di portare avanti il comitato. Sì, è una passione che ci hanno tramandato i nostri nonni, i nostri parenti, e anche noi comunque nel nostro piccolo tentiamo chiaramente di portare avanti una tradizione che va avanti da tanti anni. Sei contento, ti piace, sei coinvolto in parrocchia? Sì, ci sono diverse iniziative, tra cui appunto la festa adesso dell'Assunta, che ci tiene molto impegnati a servire i tavoli, oppure come in questa circostanza che la nonna ha scritto un libro e quindi ci mettiamo a vendere i libri e quindi impegniamo il nostro tempo appunto per un fine legato alla nostra chiesa e alla nostra parrocchia. Ecco, per te? Ma allora sicuramente, come ha già detto Enrico, ci sono tanti ragazzi anche più giovani di me che rappresentano il futuro di questa storia, e appunto la parola storia secondo me è molto importante, perché il libro che ha scritto Adriana, che è anche mia zia, è una bella occasione per ricordarci che quella che viviamo qui è una storia che è fatta con la fatica e col sudore di tante persone, e che l'obiettivo primario della nostra festa, anche al di là della costruzione di opere, è l'opera per eccellenza, cioè l'edificazione della comunità. Senza questo tutto il resto diverrebbe inutile, però la cosa bella è proprio respirare questo obiettivo quando si serve ai tavoli. Insomma, il colore è il giallo che domina in questo periodo, in questi giorni. Sì, è un colore estivo, rimanda a Ferragosto, alla festa e tutto, e assolutamente sì, diciamo che molti avventori, molte persone che vengono alla sagra rimangono sempre stupite dalla visuale vista un po' dall'alto quando arrivano, vedono questo mare giallo di ragazzi, soprattutto con tanti giovani che si impegnano, che vanno di là e di qua per i tavoli, e nonostante il caldo con molto impegno e tantissima dedizione. Festa dell'Assunta a Santa Maria del Campo con Adriana, la sorella, che ha presentato questa storia della parrocchia. È un testo molto interessante e l'ho incoraggiata in questo senso proprio per fare memoria, lasciare traccia di questa bellissima tradizione, di questo comitato benemerito che conta oltre 100 iscritti e che dà proprio il senso della nostra comunità, una comunità viva, vera, autentica, vivace, inclusiva, solidale e che ci consente di guardare con fiducia e ottimismo anche al futuro. Da Rapallo ci spostiamo a Castiglione Chiavarese, in particolare andiamo nella piccola comunità di Missano che ha celebrato la festa dell'Assunta con momenti tradizionali di preghiera. Il vescovo ha presieduto in particolare la processione serale o flambeau. La solennità dell'Assunta a Missano, oltre ad essere la festa della titolare della parrocchia, è l'occasione per rafforzare la vocazione mariana di questa zona dell'Alta Val Petronio. È una comunità piccola, come tutte queste piccole comunità di questa zona, ma una comunità molto unita, e qui davvero più che altrove, devo dirlo, e poi magari si sentono un po' gasati quelli di Missano, però qui sento maggiormente il senso della famiglia. E per questa festa si incontrano tutti, piccoli e grandi, e questa è veramente una cosa da sottolineare.
L'altro ieri abbiamo fatto un pellegrinaggio alle 5 del mattino e ne avevo quasi una decina di ragazzi di qua, non sono veramente pochi, che si sono alzati alle 4:30 per essere qui alle 5 e fare il cammino in un pellegrinaggio fino al santuario qui vicino, e alle 6 abbiamo celebrato la messa. Questo è già un segno veramente che mi rimarrà nel cuore, dei piccoli e poi anche dei grandi, perché il primo giorno del Triduo lo dedichiamo agli anziani. Anche lì è un momento veramente importante. Vogliamo che la festa sia per tutti, quindi una piccola comunità, ma una comunità viva. Questa è una zona che ha una forte vocazione mariana, c'è il santuario del Conio, il santuario di Verva, la chiesa dell'Assunta. Ecco, come è vissuta proprio questa solennità? È una cosa che anch'io ricordavo questi giorni, perché tutte le comunità c'è una festa della Madonna e sono le feste più sentite, più vissute, e dicevo che non sarà che di fatto senza Maria davvero noi non possiamo vivere. Qui c'è un santuario della Madonna della Misericordia al Conio, c'è la Madonna della Guardia qui vicino, che poi è patrona di tutto il comune, e poi la Madonna del Carmine, la Madonna Dolorata, la Madonna di Loletto, cioè sono veramente circondato da tante feste, soprattutto di Maria. Ma al di là dell'aspetto così folcloristico oppure comunque di festa, è proprio questa cosa spirituale, per dire che quella madre davvero è madre di tutti e senza di lei forse non possiamo crescere spiritualmente. Nel tempo presente che stiamo vivendo, che è segnato dalle guerre, è segnato anche da un cammino della Chiesa, un cammino sinodale, dal Giubileo della Speranza, ecco, c'è una preghiera particolare che voi avete affidato a Maria in questo momento di festa? Ecco, non è stata una preghiera particolarissima su questo, però il filo della speranza ha accompagnato tutti i momenti di celebrazione. Davvero da maggio che abbiamo iniziato questo percorso delle feste di Maria, io ho voluto proprio vivere questo nel segno della speranza, quindi anche della pace. E allora la preghiera è stata, se cerco di sintetizzare, una richiesta di sapere abitare il tempo presente che Dio ci dà. Ecco, io dicevo anche stamattina che Maria è quella che certamente la contempliamo mentre viene assunta in cielo oggi, ma sappiamo che Maria è assunta perché prima di tutto ha vissuto con i piedi per terra, ha vissuto in pienezza questa umanità, non si è mai ritirata indietro di fronte a ciò che la vita le presentava, siano le gioie, siano le fatiche, ha vissuto pienamente tutto questo. Allora abbiamo chiesto a Maria di darci la grazia davvero di sapere vivere il tempo presente che il Signore ci dà, in tutto, appunto sempre con gli occhi, con lo sguardo rivolto verso il cielo. Nei giorni di preparazione alla festa si sono svolti due momenti in particolare, uno rivolto agli anziani del paese, l'altro il pellegrinaggio al Conio con i più giovani. Il legame con la chiesa di Missano si tramanda di generazione in generazione, anche da parte di chi nel corso degli anni è andato a vivere lontano dal paese. Io abito a Chiavari in effetti, ma io mi sento di Missano perché venivo anche quando ero piccolo, venivo su tutte le domeniche a trovare i miei nonni. E anche se ora loro non ci sono più, io vengo comunque a Missano per le feste, poi che mi fa sempre piacere esserci. La festa dell'Assunta dà modo di ripristinare quel clima di famiglia in cui ciascuno svolge un proprio ruolo. Suono le campane, questo campanile ha 5 campane che si suonano con la tastiera, ma anticamente qua c'era il campanaro vecchio che era Lino, che le suonava con le cordette. La processione ha concluso un percorso di preparazione e riflessione dedicato al tema della speranza e collegato alla figura di Maria. Tra le celebrazioni mariane che caratterizzano la vita delle comunità parrocchiali nel periodo dell'Assunta, nel periodo di Ferragosto, c'è anche la celebrazione della Madonna del Buon Viaggio a Riva Trigoso, un evento molto atteso dalle persone che vivono in questa zona, anche quelle che la frequentano solo durante il periodo estivo.
Negli annali di storia la comunità di San Pietro di Riva Trigoso viene descritta come una realtà piuttosto chiusa, riservata, al punto che anche la tipica imbarcazione utilizzata dai marinai locali aveva caratteristiche diverse rispetto ad altre barche. Negli annali di storia ligure si legge che la compagine rivana è una delle più chiuse, delle più riservate, forse individualistiche. Infatti i rivani avevano il rivanetto, una barca locale che non era l'Eudo, ma era proprio la barca di riva, non esiste un uguale a Sestri o altrove. Quindi è una comunità che conserva questa peculiarità, queste caratteristiche, un po' dura di scorza e tanto tenera di cuore. È abbastanza tipico dei liguri anche qui. Liguri, sì, è vero. Però è un borgo piccolo, ma è un borgo che sa distinguersi, sa avere un'identità e mantenerla. E oggi, secondo lei, la comunità ha quello spirito di un tempo nel vivere questa festa? No, segue i tempi, chiaramente li vive sempre adattandosi alla realtà, questo è di ciascuno. Però io che con un po' d'anni di vissuto posso fare i confronti, devo dire che ci vedo tanto dei nostri avi anche, lo spirito di fede, poi le manifestazioni esterne si adeguano ai tempi, certo. La tenerezza del cuore dei rivani si manifesta in tutta la sua intensità in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Buon Viaggio, un tempo particolarmente venerata dai pescatori e da coloro che lavorano sul mare. È la festa che nasce dalla parte del borgo marinaro ed è legata alla tradizione di pesca di migranti che questo borgo si porta in sé. Difatti è molto bella perché questa sera, quando si arriverà poi nella parte vecchia, cioè nel borgo di Renà, i pescatori prepareranno e la barca come trono per la Madonna e tutto, illumineranno tutto il paese con i lumini, quindi diciamo che si porta dietro anche una componente emotiva e di tradizione che con la società di oggi diciamo che è difficile da trovare e anche da mantenere viva. Oggi forse pescatori in questo borgo ce ne sono un po' di meno, però c'è sempre una forte valenza simbolica anche di affidare alla Madonna tutti quelli che arrivano per mare, soprattutto gli immigrati, pensiamo. Ma sì, diciamo che oggi poi anche i nostri pescatori sono anche i turisti, perché noi siamo un po' una parrocchia in controtendenza. Quando le altre parrocchie finiscono l'anno pastorale noi lo iniziamo, perché arrivando i turisti li accogliamo e cerchiamo di fargli stare a casa. E poi sì, il mare si porta dietro tante storie, tanti ricordi, tanti dolori, tante speranze, quindi è comunque sempre un contesto attuale e con i migranti e con le violenze e con le solitudini che la società di oggi ci propone, diciamo. Com'è l'integrazione con i turisti? Ma diciamo che funziona, ci sono facce amiche che ritornano anno per anno, facce nuove, e comunque la cosa più bella che ci dicono è che quando entrano si sentono a casa, e quindi vuol dire che qualcosa è seminato e qualcosa si è costruito, diciamo. Noi siamo comunità piccola, ma comunità forte, molto, molto unita, molto coesa, e quindi anche nella fede. Vogliamo portare avanti queste tradizioni che sono dei nostri avi, ma sono nostre, ci appartengono, e trasmetterle naturalmente alle generazioni future. Ecco, io spero che questa festa abbia sempre il sapore dell'unione fra i villeggianti, i rivani, la popolazione locale, insomma come è nata e si mantenga. Nel giorno dell'Assunta il vescovo Giampio De Vasini ha celebrato l'Eucaristia nella parrocchia di San Pietro, proponendo una riflessione sulla pagina del Vangelo, la visita che Maria fa ad Elisabetta, mossa dal desiderio di avere risposta alle domande che portava nel cuore. La fede vive di domande, cresce attraverso le domande. Papa Francesco amava ripetere che i dubbi sono vitamine di fede, i dubbi sono vitamine di fede. Il tema della speranza e della pace sono stati il filo conduttore dei festeggiamenti che i parrocchiani hanno condiviso con i numerosi turisti che popolano la frazione del comune di Sestri Levante nel periodo estivo. È una festa che si radica, credo, un po' nella vocazione che da sempre ha avuto questo borgo, cioè di marinai, pescatori, gente di mare. Dunque la Madonna del Buon Viaggio è da sempre sentita proprio come un riferimento per tutti coloro che si avventurano, no? Nel viaggio sui mari innanzitutto, ma poi simbolicamente
momento, un po' in ogni viaggio della nostra vita, e dunque sì, è molto sentita. Nel cuore dell'estate accoglie anche la presenza di tanti turisti che sono di solito molto contenti di partecipare così alle iniziative. In queste serate ne abbiamo visti tanti, e poi certamente questa sera alla processione suggestiva che va fino a Borgo Renà con i lumini in mare. Insomma, c'è tanti aspetti anche così che danno colore e calore a questo momento di preghiera. In chiesa abbiamo visto anche la riproduzione della Sacra Sindone, anche questa nasce un po' da una idea venuta da persone che qua non vivono. Esatto, sì, un signore di Milano che frequenta da alcuni anni Riva, ha fatto degli studi proprio sulla Sindone, e stanno portando avanti in questo anno del Giubileo questa esposizione di una rappresentazione, diciamo, fotografica a grandezza naturale della Sindone del Sudario. Ci ha chiesto se poteva, come dire, usufruire un po' dello spazio. Noi volentieri, nei giorni della festa è anche un'occasione in più così per accogliere una proposta e anche rendere fruibile una cosa di valore alle persone che vorranno. C'è una riflessione particolare che avete svolto in questo periodo legato proprio anche alla preparazione alla festa, ma questo è un po' un periodo di festa in tutte le parrocchie della zona pastorale. Beh, diciamo che è un po' la riflessione che guida tutto l'anno giubilare, è quella della speranza. Poi in particolare nell'estate, mossi anche dall'oratorio dei bambini e dei ragazzi, il tema della pace, operai di pace. Stiamo vivendo le domeniche proprio con questo filo, raccogliamo dal Vangelo ogni domenica un attrezzo importante da mettere nella cassetta dell'operaio di pace. Come va la zona pastorale? State camminando insieme? Ma sì, io sono contento, la zona pastorale sta diventando una grande famiglia, dove ci si sente un po' a casa dovunque, dove si creano relazioni, amicizie nuove, dove si superano appunto magari vecchie distanze o vecchie chiusure. Direi che sono molto contento. Andiamo in Val Fontana Buona ed in particolare andiamo nel comune di Neirone, nella comunità di Ogno, per raccontarvi la festa patronale di San Rocco. Assomigliare al Padre misericordioso è la consegna di Gesù nel Vangelo. L'essere utili, compassionevoli e attenti ai bisogni altrui è ciò che rende comunità e parrocchia. È il caso di Ogno, nel comune di Neirone, che da anni il 16 agosto festeggia San Rocco, patrono del paese. Per la parrocchia di Ogno una festa importante perché, come immagino per ogni parrocchia, San Rocco dà identità, non soltanto il nome alla parrocchia, ma come il Vescovo ci ricordava nell'omelia, è assomigliare al Padre misericordioso, e questa è la consegna di Gesù nel Vangelo, che ci rende figli, e questo in fondo è ciò che conta, è ciò che abbiamo da condividere, da vivere quotidianamente, quello che ci rende parrocchia. Chiaramente poi i modi e la sensibilità negli anni, nei tempi cambia. Io sono qui da 9 anni, ricordo la partecipazione a questa festa era di più, ma perché proprio c'erano più persone. Prima mi dicevano che c'è stato un periodo, non so in che epoca, ma in cui la parrocchia contava più o meno 900 abitanti, attualmente sono 200, quindi queste variazioni di numero ovviamente influiscono, ma poi è cambiato proprio il modo di vivere, il modo di abitare, per cui chiaramente non c'è più quella partecipazione, quella solennità che poteva esserci una volta, però continua forse in modo più semplice ma comunque vero a essere celebrata come una festa che non è solo l'occasione per ritrovarsi, per fare festa, ma anche proprio ritrovare identità nella dedizione al Vangelo e ai fratelli, il servirci reciprocamente
come appunto San Rocco, nel modo in cui ricordiamo San Rocco. Un'occasione di devozione per la comunità e per i fedeli che lo venerano, una festa importante e partecipata che unisce la popolazione in una giornata dedicata alla figura del santo vicino alla gente, che ha attraversato i secoli portando con sé un messaggio di solidarietà, fede e protezione, soprattutto nei tempi più difficili. Qui abbiamo una comunità che è molto vicina alla Chiesa, e poi oggi siamo anche onorati dalla partecipazione del Vescovo, che ci fa molto piacere, e sono venuto proprio un po' per la festa, che vengo tutti gli anni, ma anche per dare il benvenuto al nostro Vescovo. La giornata di festa è iniziata alle 11 con la Santa Messa alla presenza del Vescovo Giampio De Vasini. In serata alle 20:30 si è tenuto il Vespro, seguito dalla tradizionale processione. Ecco, cari fratelli e sorelle, la vicenda terrena di Rocco, che fu un pellegrino, cioè un cercatore di Dio, e incontrò Dio grazie ai poveri, agli ultimi, agli ammalati. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.